Io sono Eleonora Manca e sono di Azzara. La mia azienda si chiama Il Poderetto, è un parco ecosociale, faremo attività assistite con gli animali, con asini sardi, delle attività dedicate a persone che hanno dei disagi sociali o comunque diverse problematiche e delle attività dedicate ai bambini, alle famiglie. Col GAL abbiamo realizzato una casetta che ci servirà appunto per accogliere i nostri ospiti. In caso di forti piogge, di caldo eccessivo, si potrà utilizzare anche la nostra casettina in legno, molto carina. Poi abbiamo fatto tutte le recinzioni, le staccionate che dividono le aree del parco. Abbiamo realizzato un giardino sensoriale. Un'area del parco è stata dedicata all'orto, una sorta di orto didattico, ortoterapia, appunto, con delle vasche rialzate dedicate appunto alle persone che hanno delle difficoltà fisiche, che non si possono inchinare. Abbiamo ripristinato un pozzo che c'era, quindi avremo l'acqua nelle varie aree del parco, con delle fontanelle anche, e poi ci saranno delle panchine, abbiamo messo delle amache sotto l'albero, insomma, per rendere il posto più accogliente. Gli asini sardi sono molto docili. Sono piccoli, quindi sono animali, cioè sembrano quasi dei peluche. Per fare attività con i bambini sono perfetti. All'inizio saranno massimo 4 che potranno pascolare liberamente qua nei nostri spazi. Abbiamo appunto creato questo spazio apposito per loro con questa recinzione qua, e avranno il loro ricovero qui e saranno sicuramente super coccolati. Noi siamo appunto originari di qua, mio marito è di Tonara, però avendo studiato a Cagliari noi avevamo sempre forte il richiamo del paese, diciamo, e quindi volevamo tornare a vivere qui, però insomma dovevamo crearci un'opportunità. Ok, quindi abbiamo tentato anche altre idee e poi insomma abbiamo deciso di provare con questa, che racchiude molte passioni che abbiamo in comune. Provare, di non aspettare opportunità che magari potrebbero non arrivare mai, però se qualcuno ha un'idea e la vuole mettere in pratica è giusto che ci provi, senza avere paura di sbagliare. Si sbaglia, si riprova, si risbaglia, si riprova, però insomma l'importante secondo me è provarci e andrà bene.